È un classico del calcio laziale, è Tor Tre Teste, Vigor per Conti. Amici di Gazzetta Regionale, benvenuti al DB Sceglia. Va in scena il big match del girone B. Benavidez in avanti per Frisoli, che sbaglia lo stop, ne approfitta Boneo. Tor Tre Teste avanti al quinto minuto, il numero 9 sblocca il match. Luciani dalla destra, Cortoni anticipa Marra e col piattone deposita alle spalle di Perri, è 1-1. Vermicelli dalla destra, mette dentro Cataldi, palo! Si salva la Vigor. La Grutta mette dentro per Nebbia che anticipa l'avversario. Nebbia! Para Perri. Punizione per gli ospiti. Nebbia sul punto di battuta. Va Nebbia, vola Perri. Cosa ha preso Perri? Corner per la Vigor. La Grutta mette dentro Benavidez, palo! Alosi fa tutto lui, lascia poi a Morici. Morici dentro l'area, Morici! 2-1 Tor Tre Teste, Jacopo Morici. Quinto minuto sul cronometro della ripresa. Sbaglia Quinelli, Bono davanti al portiere, viene atterrato da Di Laurenzio. Calcio di rigore e rosso per il numero 5. Bernardini davanti a Musolino. Parte Bernardini, Musolino para. Si resta 2-1. Nebbia su calcio d'angolo, mette dentro per Falcone che arriva ancora Perri a dirgli di no. E intanto qui c'è l'espulsione per Bozzo, forse per qualche parola di troppo nei confronti dell'arbitro. Punizione Vigor. Cortoni mette dentro Gianni, ancora Perri. Incredibile Perri. Corner per gli ospiti che stanno aumentando i giri del motore. Cross dentro Benavidez. Il pallone è lì, Benavidez, ancora Perri. Contropiede Tor Tre Teste. Bellocchi mette dentro, Mirosi la stoppa, Mirosi mette giù, Mirosi chiude la partita. Mirosi a 3 minuti di extra time e 3-1 Tor Tre Teste. Finisce qui il big match, va alla squadra di Broccolato.